e una finalità politica. Per cui il nostro voto finale è favorevole e ci auguriamo insomma, che la cosa si chiuda quantomeno prima della pausa del Giovanni Furlanetto. Sì, grazie Presidente. Intanto complimenti per come lei gestisce l'Aula, questo bisogna dirlo perché altrimenti sarebbe un casino qua. Ritornando invece all'argomento qua, volevo dire che non posso votare questa legge e vi dico anche perché nel primo articolo, che ovviamente mi sostenuo, anche mi avevo presentato una legge come quella dei padrini, anche se è stata data molta enfasi a quella dei padrini, che c'era una legge anche mia che prevedeva fine dei mandati con retroattività. Vi avete a ca la Costituzione, ma è Costituzione e a tirare quando che serve e quando che non serve non vale niente. Al di là che adesso a Roma ci devo cambiarla a colpi così di maggioranza o non maggioranza, non si capisce bene. Ma è dopo 68 anni, è obsoleta sta Costituzione. E 68 anni si cambia il mondo e noi altri, anche se la Costituzione prevede, voi altri dite che prevede, ma comunque noi altri che dobbiamo essere noi gli artefici di come che facciamo funzionare il Veneto. Quindi sarebbe stata una bella iniziativa da parte nostra approvare la decadenza per chi ha fatto i 2 mandati, compresi i precedenti. La Costituzione, e voi altri vi appellate sempre a questo, ossia un pezzo di carta studiare in un determinato momento, ma che dà possibilità, per esempio, a un signore di non lavorare mai, di vivere sempre di fiscalità generale, di diventare anche addirittura il cittadino numero uno di questo Stato e andare adesso in pensione con un costo per la collettività di quasi 1 milione all'anno, cioè questa è la Costituzione che prevede tutte queste robe qua, ma siamo pazzi e neanche ci preoccupiamo perché questo pezzo di carta prevede che noi altri al nostro interno, sovrani del nostro Consiglio, non potremo fare la decadenza dopo 2 mandati, compresi quelli già effettuati. Cioè, guarda, vi parlo proprio da uomo della strada, quale io mi sento, perché non mi sento mai un politico e come più volte ho ribadito, sono qua per caso. Però dico che abbiamo scritto una brutta pagina ieri, bruttissima, ma non perché ne ho chiesto a gente fuori, sapete? Perché noi altri che abbiamo da avere coscienza del periodo nel quale viviamo e in che situazione che siamo di andare. E quindi questa brutta pagina ne resterà sulla coscienza e mi credo che anche gli elettori, quelli che ne segue, voi altri che vi ricandidate, me no, non mi ricandido, ma chi si ricandiderà, che venirà a rinfacciare questa cosa, perché vi è stata una grande possibilità e che avete detto di no, e non avete neanche il coraggio di affrontarla sta roba. Perché voi altri cosa siete? Vi fate schermo di questa Costituzione, che mi credo che comunque, e lo dimostra Roma, se è una roba che ormai non ha più significato. Pensiamo all'articolo 1 del lavoro, Assessore Donazzan, all'articolo 1 del lavoro, dove c'è il lavoro? Che ogni giorno abbiamo da scontrarsi con il non lavoro. E quindi che c'è qualcosa, che c'è una contraddizione di termini, che sia incredibile. E ora noi altri dovremmo fare, quando che possiamo, come in questo caso, far nostra invece una procedura diversa che eseguia del buon governo, che eseguia del buon senso e che eseguia dell'amore verso i veneti. E viva il Veneto, viva San Marco e Veneto libero e indipendente. Valde Gamberi, ha già parlato il collega Grazia in dissenso. Bene. Allora, Grazia ha detto che voterà contro, io mi asterrò.